di questo Einstein si rese subito conto e disse no, siccome io voglio un universo statico metto un ingrediente in più. Allora ho questa forza che mi attira, come vi dicevo, ho bisogno di un'altra forza che mi respinga. Allora aggiunse un termine ad hoc nelle equazioni che va sotto il nome di costante cosmologica con lo scopo preciso di controbilanciare esattamente l'attrazione e la gravitazione per tenere bloccato questo universo. Bene? Aggiunge il termine, non è vietato, non sapeva di cosa fosse fatto questo termine, ne aveva estremamente bisogno per tenere statico l'universo. Arriva un signore che si chiama Alexander Friedman, fisico russo, il quale ristudia le equazioni di Einstein e dice no, caro Einstein, hai torto, perché anche se metti quel termine, la soluzione che ottiene è una soluzione instabile. Cioè basta che tu, se metti due forze, una contro l'altro, e date una piccola botta, diciamo, può succedere che dopo questa botta il sistema si riassesta nella situazione iniziale, o può darsi che invece sia una situazione instabile. Pensate di avere la cima di una montagna, ok? Mi posso mettere sulla cima e sto fermo. Se io do una piccola botta casco da una parte o dall'altra. Se invece io sono nel fondo di una valle, se do una piccola botta torno nel fondo. La situazione nel fondo della valle è stabile, la situazione cima di una montagna è instabile. Allora, prima disse, la tua soluzione è come la cima di una montagna, sei instabile, quindi non funziona. Einstein risponde dicendo no, hai torto, hai sbagliato i conti, hai torto. Friedman insiste, non riesce a parlare con Einstein perché Einstein era molto pieno di se stesso, non voleva discutere con questo diciamo, Pinellino, gli fa mandare una lettera da un amico per riuscire a parlare con Einstein, lui continua a dire di no, finché Einstein torna sui suoi passi e dice la mia obiezione alla critica di Friedman si basava su un errore di calcolo, mi aveva sbagliato. Siamo arrivati nel 1923, arriva Hubble, il quale osserva l'espansione dell'universo attraverso la recessione del moto delle galassie, il allontanamento delle galassie, e Einstein dice no, avevo proprio torto, perché tant'è vero che abbiamo la prova sperimentale che l'universo si sta espandendo. Nel 1934 si narra che Einstein si confessi con Gamow, uno scienziato russo che era emigrato negli Stati Uniti, dicendo l'introduzione di questo termine di bilanciamento della costante cosmologica è stato il più grande errore della mia vita. Ebbene, oggi le osservazioni ci dicono che una possibile spiegazione dell'energia oscura è proprio questa costante cosmologica. Soltanto che non la usiamo più come lo usava Einstein, non la usiamo per controbilanciare esattamente, ma diciamo che vinca pure lei. Quindi diciamo c'è questo termine repulsivo, sta vincendo e quindi ci sta portando verso l'espansione di tipo accelerata. Qual è il problema? Che questa costante cosmologica ha un valore spaventosamente innaturale. Cioè, se noi interpretiamo questa costante cosmologica, come si dice, come energia del vuoto, scusate, ma non ho tempo di dire cos'è l'energia del vuoto, ne dedurremmo che questa costante cosmologica dovrebbe avere un valore che è 10 alla 124 volte più grande di quello che ha. Cosa vuol dire 10 alla 124 volte? Vuol dire 10 per 10 per 10 per 10 per 10, 124 volte più grande di quello che ha. Più grande del valore che osserviamo. Quindi abbiamo bisogno di una piccolissima costante cosmologica per fare il lavoro che sta facendo. La predizione teorica sbaglia mostruosamente. Perché? Boh, non lo sappiamo. Non sappiamo come avere una costante cosmologica così spaventosamente piccola. Usiamo dire, è una coincidenza cosmica. Altra questione, altra coincidenza cosmica. Come vi dicevo, la costante cosmologica tende a farci congelare tutti. Però in questo momento, al di là della temperatura di questa stanza, non siamo ancora in fase di congelamento. E quindi ci facciamo un'altra domanda, è come mai non siamo ancora in fase di congelamento? Come mai accadiamo a vivere un'epoca in cui c'è ancora spazio per la vita? Si scopre presto che la probabilità di vivere una situazione così bilanciata, in cui c'è un po' di energia oscura, il 73%, ma non ce n'è ancora troppa, è molto improbabile. Era molto più facile vivere molto prima o molto dopo. Detto altrimenti, era molto più facile avere molta più energia oscura o molto meno energia oscura. C'è una coincidenza cosmica nella situazione in cui viviamo. Perché? Boh, c'è chi risponde a questa domanda dicendo c'è questa coincidenza cosmica perché siamo qua a discutere.
che sembra una novità, ma non è completamente una novità. Detto altrimenti, il fatto che noi, esseri umani pensanti, stiamo sviluppando questa teoria è comunque un vincolo che dobbiamo tener conto. Non siamo in una situazione astratta, asettica, ma ci siamo noi. Okay? Cioè viviamo in una regione dell'universo, in un'epoca cosmica particolare. Quale? Quella adatta alla vita umana. Quella adatta alla complessità, diciamo così. Si chiama principio antropico debole. Penso che sia arrivato il momento di finire. Finisco con un altro cartoon che è molto di moda. C'è un uomo primitivo che guarda il cielo e si domanda da dove diavolo è venuto tutto questo, e poi c'è uno scienziato dotato del più potente telescopio moderno che guarda il cielo e si domanda da dove diavolo è venuto tutto questo. Lo vedo già pronto, su con le mani. La domanda che volevo fare un po' è questa, una bellissima riflessione sul tema. Noi viviamo qui sulla Terra, sappiamo che l'universo è immenso. È immenso solo anche l'universo che vediamo, quel meno del 4% per noi è immenso. Se noi volessimo spostarci e andare sulla galassia più vicina, Andromeda, alla velocità della luce dovremmo impiegarci, mi pare, circa 2 milioni di anni. Alla velocità della luce significa noi non ci potremo andare a questa velocità, possiamo mandare un segnale che riceveremmo dopo 4 milioni di anni. L'universo comunque, sempre per la parte che riusciamo a vedere, è isotopo, mi pare, cioè è simile. Quello che noi vediamo nel nostro sistema solare o nella nostra galassia, lo rivediamo in tantissime altre galassie. Cioè c'è l'idrogeno, tutti gli elementi che ci sono qui sono anche là. Io vi volevo chiederle a questo punto, perché noi riusciamo a capire che c'è questa enormità dell'universo, lo capiamo, ma ci rendiamo anche conto che probabilmente non riusciremo mai a colloquiare con nessuna di queste parti, pur essendo molto simili a noi, perché le distanze non ce lo consentono. Allora, lei come interpreta questo fatto? Perché al di là della spiegazione che sulla cosmologia, eccetera, ma alla fine lei ha anche detto, ho capito a un certo momento, alla fine ha detto c'è qualcosa che esiste perché esistiamo anche noi, benissimo, ma esistiamo noi e basta secondo lei? Un fatto, è un dato di fatto incontrovertibile che la cosmologia è caratterizzata da questa strana situazione per cui studiamo dei fenomeni le cui dimensioni sia spaziali che temporali sono molto diverse dai fenomeni umani. Per esempio, noi usiamo l'orologio per scandire il tempo, che è una certa scansione lineare del tempo. In cosmologia non è molto comodo usare una scansione lineare, perché nei primi 10 alla meno 33 secondi è successo quasi tutto, poi per 9 miliardi di anni è successo quasi niente. Va bene? E quindi capite bene che c'è una parte noiosa e c'è una parte vivacissima all'inizio. Prima cosa da dire. Seconda cosa da dire. È vero, noi otteniamo delle informazioni che sulla base di un modello molto semplice e molto comodo tendiamo a generalizzare a tutto l'universo. La nozione di universo, su questo si discute a lungo perché possiamo pensare a molti universi, prima cosa, poi seconda cosa, all'interno di un universo possiamo pensare a molte regioni separate. Ok? Allora, la questione di molti universi è molto complessa, proverei a evitare di entrarci. La questione delle molte regioni nel singolo universo invece è un pochettino più semplice da capire. Di questo universo noi vediamo soltanto una parte molto limitata. Okay? Cioè c'è una distanza oltre la quale non potremo mai neanche in principio arrivare, però tendiamo a pensare che esista. Abbiamo l'attitudine è quella di dire, anche se non la potrò mai osservare in nessuna forma, mi piace pensare che sia simile a me, cioè che quell'altra parte dell'universo sia simile a quella che io conosco. Ebbene, questo atteggiamento, che è stato estremamente comodo per tanti anni, oggi comincia a vacillare. Per cui diciamo, chi l'ha detto? Può darsi che c'è una parte dell'universo che io conosco, che è isotopo, come giustamente ha detto lei, quindi che è delle direzioni, che è abbastanza uniforme, abbastanza tranquillo, e poi sono delle altre parti che io non conosco, che sono completamente diverse da noi. Oggi si tende a dire, per esempio, la nostra esperienza dice che ci sono 3 dimensioni spaziali e una dimensione temporale.
Chi l'ha detto che in tutto il cosmo devono esserci 3 dimensioni spaziali e una temporale? Potrebbe esserci 2 spaziali e 2 temporali, 57 spaziali e una temporale. Okay? Quindi possiamo sbizzarrirci a pensare che le altre parti dell'universo siano anche molto diverse da come noi le conosciamo. E l'atteggiamento che possiamo avere è quello di dire: costruiamo delle leggi della fisica, che ovviamente varranno quello che varranno, nel senso che tra 100 anni forse rideremo pensando alle leggi della fisica che stiamo discutendo oggi. Con queste leggi della fisica speculiamo, facciamo dei ragionamenti, le verifichiamo qua vicino a noi, ma speculiamo se pensiamo ad applicarle fuori e diciamo tutto ciò che queste leggi della fisica non proibiscono da qualche parte è successo. Il principio è: tutto ciò che non è proibito da qualche parte è successo. Tutto ciò che è lecito prima o poi o da qualche parte deve essere successo. Okay? Quindi questo ci fa pensare che l'universo del sistema sia molto più complicato, più caotico se volete, di quello che abbiamo pensato fino ad oggi, al punto tale che oggi si tende a dire quel diciamo, diagramma semplice che abbiamo stato col Big Bang, l'inizio dei tempi e la fine dei tempi, eventualmente procrastinata il più possibile, diciamo, è una visuale molto ingenua. Oggi si tende a dire: no, non c'è mai stato un inizio dei tempi, l'universo è sempre esistito, sempre esisterà, ma ci sono delle regioni come la nostra nelle quali è comodo semplificare il messaggio facendo finta che ci sia stato un inizio dei tempi, cioè tutto è avvenuto come se, ma in realtà la cosa è più complessa.